Seconda corsa, premio a Cuneo, trofeo Croce Rossa Italiana batteria B. Alla guidatrice del cavallo vincitore viene consegnato un premio da parte del presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato di Bologna, dottor Marco Migliorini. Si è appena conclusa la seconda batteria del trofeo Croce Rossa Italiana. Sono con Elena Bruniera che con Zingaro Gad vince appunto questa seconda manche, quindi ci avviciniamo sempre di più alla finale. Ovviamente dopo ci sarà l'ultima e decisiva manche prima dell'evento conclusivo. Beh, Elena, sicuramente Zingaro Gad è un cavallo molto seguito, come hai detto Alessandro l'ha presentato molto bene oggi, l'ha dimostrato e non hai avuto grosse difficoltà. Le difficoltà sono d'estate per lui, che non può allenarsi al mare. Infatti è stato fermo 7 mesi, aspettavamo questa occasione a questo punto, una volta essendomi qualificata al trofeo Croce Rossa. L'ho già vinto, spero di rivincerlo. Assolutamente, quindi adesso hai un po' di corse e poi ovviamente alla settima corsa ti rivedremo in pista. Ok, grazie infinite. Grazie Elena Bruniere, grazie ancora al presidente di Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna, Marco Migliorini. Niente, ricordiamo dove siete solo? Siamo qua ad attendere una vostra visita e grazie solo per la vostra vicinanza. Bene, grazie a voi e dopo ricorderemo ovviamente le finalità del Croce Rossa 2023. Alla regia.